No, sa pressa. Potremmo anche lui. Quindi usciamo da qui e andiamo sulla Vittisologo. Adesso qui ci sono un'altra bella frana qui, mamma mia. Ci aggiorniamo, quindi tu seguimi. La procura di Tempio Pausania non esclude di aprire un'inchiesta proprio su quanto è avvenuto in queste ultime ore in Gallura, che è la regione e anche della solidarietà che è scattata in queste ore in Sardegna. Per questo ci colleghiamo con un giornalista, Costanzo Spineo. In Gallura, però per esempio qualche minuto fa mi ha chiamato il comandante della polizia stradale nella zona della...
tranquilla. Macchine piene di gente. Sì, sì. Andandosene. Andandosene. E qui uno sfragelo. Eh? Andandosene. Ma ne voglio almeno cercare, non sanno a chi cercare. Non c'è campo. Se non c'è campo qua. Ma questi stanno
ieri sera. Cosa che arrivava, l'acqua che arrivava e siamo scappati. Perché qui c'è il fiume, no? A Rottogliarci. A Rottogliardi, lo zio Cosà. Viaggio ne appena aggiustato, li metto a cuore. Ma tu dove resti? Era tutto, la roba tutta cambiata, tutta tirato giù il peso, ha spostato, vedi la cucina spostata. Addirittura anche notte ma non solo le vatte. Ma e voi dove eravate stanotte? No, Andate via, chi urlava? La gente fuori, siamo uscite e c'era l'acqua che arrivava. Quindi le 5:30, Ma- ecco, dai, le 17:30. Quindi c'era l'onda qui c'era. No, è arrivata qua. E quindi e stamattina siete tornati No, io ho dormito a casa, però era un incubo perché sentivo il mobile che si sentiva rovesciava. la... Quando si era... baltavano. Sì. Vabbè, c'è gente che spalancando, praticamente comunque ho fatto anche tu la diga che è la impressionante. Quindi anche tu la penso una zona adesso. Ma cioè per acqui stai dicendo? Beh, io sto cercando di fare il più possibile. Quindi... il prima possibile. Punto veloci, il mio cognome. Chiocciola Piscari.it. Io lo vedo, cosa rispondi? Vabbè. Facciamo una... ti avvicini che... Sicuramente sarebbe stato meglio vedere. Non va bene, tu stai io. Questa è la famiglia. Se c'è fatto. lo usiamo come ufficio, come... Cioè tutto controlato. È sua la casa. Io sono appena serviti. Ah, ciao. Facciamo una... Facciamo... Una vicina... Ora... Da voi abbiamo su, abbiamo fatto un tempo, perché nessuno Ma eravate qui ieri? Sì, eravamo qui, mio marito era giù, stava lavorando. Sì, stava lavorando, ha dato da mangiare ai cani, poi ha telefonato questo suo amico. Che ore erano? Le 7. Le 10 su. Sì, su, poi da lì con le macchine sono andati via. Già che mi uscita di casa, per la casa completamente lavata. E come siete riusciti ad andare via? Per meno male c'è una stradina qua vicino alla strada principale, lì in campagna, con una jeep vecchia che abbiamo, siamo riusciti ad andare lì e stabilire nella parte alta del paese. Sì, quella è mia madre, tutti gli altri. Sua mamma? Sì, sta arrivando di nuovo. Alle 5 c'è una nuova ondata.
Ma di acqua? Di acqua. Di acqua, di acqua. C'è andato quell'altro ragazzo? Ti accompagno io. Dove state andando? No, alla casa di quest'altro ragazzo. Ma Elena mi sta dicendo che la mamma è la figlia della Questa casa è quella da anche loro sono... Non è più là. L'acqua è arrivata così, da lì è arrivata. Ma Queste sono questa le- strada ovviamente era sommersa. Sì, E tutto, tutte queste coltivazioni tutto sott'acqua. sott'acqua. Qui a Razzapreti. Questa è roba mia, La legna. Singolini, questo si vede. Non lo so, se volete andare prima da questa ragazza, poi vi accompagno anche là. Siamo alle Pugioni, siamo di Rosario. È arrivata da allora dove è arrivato l'argine, quindi si è... Qui dentro. La bambina con voi. Vedo lo chiamo con una Quello che era pratica è arrivata lì e noi eravamo con i bambini qui, con Giuseppe e con Adelaide. I bambini quanti anni hanno? Sono tutti e due figli Sì, sì, figli di Giuseppe e Adelaide. e Adelaide. Quanti Poi lei stava arrivando con le pile perché mancava la luce. E quindi siete riusciti a scappare, a vedere questa mamma. Però la foto di Giuseppe? Sì. I bambini terrorizzati hanno capito. I bambini sì, ma è piccola. Quindi ha già capito che ha perso. di cazzo le ho recuperate. E tu sei comunque entrato. No, ieri no. Stamattina. E quindi ti hanno evacuato. Stava quello della camera della bambina. Della cameretta, beh, tutti i numeri. Era cool. Ma è il tempo di arrivare a casa. Si è rotti perché non sono conclusi. Adesso ci sarà una palla di rimbalzo tra impresa che se n'è andata. Guardate che cosa fanno qui. Si è arrivata l'acqua un po' più bassa. Un po' più bassa perché la cinesca il fiume è andato in piena, però i canali erano sporchi e non ho... Così, chiaramente se non conclude l'asino, sono due imprese che entrambe sono in compiuto. Questo l'hanno messo in sicurezza, infatti si è rotto l'argine nuovo che ci doveva mettere in sicurezza. Si è rotto la... È già 2 anni che hanno iniziato, doveva essere già concluso. Davvero? Sì, sì. C'è il cartellone, il consegna della borsa, andate lì e lì ma vedete. magari lo vediamo. Sì, Massimo. sì, sì. L'embrio posata, no? Sì, sì. Ci sono parole. Si parla ancora del Vajont.
spine, cioè, non sono... E poi è lo stesso, cioè, perché alla fine loro comunque lo fanno. E ti dicono, può parlare. Medica pagata, racconta. Allora cosa va a fare che si racconta già. Ehi! Da noi è canaliato questa cosa, no? E qui come si fa? Ma ce la fai? Accidenti, ma ho lasciato gli stivali. Con il gasolio, era lì. Quella che hai visto che disconoscono fuori, era quella lì. Ma è qui, in questa casa che Sì. erano sul tetto? Sì, sul tetto era. Su che tragedia. Ma adesso chi c'è qua? Qua nessuno, è mia sono madre, andati mia via. zia. C'hanno il fruttetto. Tutto qua. Il trattore era sommerso, tutto a pezzo, guarda. La coltivazione qua, così di mio padre. Le serre, guarda, Meschini. le Albe. macchine, guarda. Guarda la macchina. Mamma. Le Notte. altre devi vedere. Mamma. Guarda. Notte e mattinata. Io sono qui a Torpea, Albe, è una cosa Non la distruzione. da paura. No, guarda lì. che Stanno tragedia. portando dentro le case un po' sì, degli abitanti. Quindi la diga non è crollata. Sì, 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 sì. Sì, per un po' sì. Quei vetri, mamma mia. È super, sì. Bene un attimo. Quindi che ore potevano essere? Io i due, io ne ho avuto. Perché no, sono state le 7:30, le 8 meno un quarto più o meno. Risaccato. La signora morta, lo sai? Che vostra vicina? Abita lì 50 metri. Vostra vicina. Che è Alzheimer. Mio fratello vabbè, era no? un po' sano, ce l'ha fatta con la moglie, sono sopra una scala, sono saliti sopra il tetto. Sì. Come facevano a trasportare questa donna malata con il letto sopra? Anche loro sono saliti sul tetto. Beh, certo, quindi. certo, tutti e tre. Puoi guardare anche dentro, per lì.
Vedi. Vieni un po' dentro, devi fare una foto a te. Mamma mia. Ho fatto dall'altra parte, ho visto. Dall'altra parte forse... Sì, ho visto dall'altra parte. Ma L'hai vista? Sì, sì. Sai cosa c'è qui? No, lasci, peggio. Mamma mia. Se vuoi che la foto là c'è la frigo. Guarda, la foto là c'è la frigo, la facciamo. Tutta roba da buttare questo. Mamma mia. Tutta roba da buttare. Per carità. Meno male che vi siete salvati, almeno quello. Massimo! Ma lavate sopra il tetto voi? Beh sì. A fianco con quello di mio fratello. L'altra casa a fianco, l'altra, quella più... Cioè avete visto l'onda e siete saliti... Io perché quando mi hanno chiamato a me, io non sapevo cos'era perché noi abitiamo qui sopra. Allora quando sono sceso, ho visto direttamente quest'onda che arrivava, ho preso la mia macchina, l'ho girata proprio qui, quando sono arrivato proprio di fronte alla casa di mio fratello, e mi è venuta addosso quest'onda grande, la macchina si è spenta. Se io invece uscivo dal cancello, allora mi prendeva in pieno tutta l'acqua che stava scendendo da lì sopra. Sono stato anche fortunato perché la macchina si è fermata. Perché ho trovato subito le scale, capito? Se io non trovavo la macchina si fosse fermata, per me le scale non esistevano più, sarei andata al mare. Sì. Guarda a fianco, c'è una cartella bruna di quelle cartelle e c'è scritto foto da... Guarda i carciofi come sono diventati, li vedi? No, aprila e basta. Non c'è questo della fuori. Sì, seleziona quello che quelle della... A meno che non apri il cestino e ci sono già le foto... Abbiamo capito sul giornale. E tutta questa, non Ti trovi le cartelle? Però... E dopo io mi telefono io. Del ponte di Samendula ci No, sono. perché la veniva vicino su Camposanto, non vedi tutti scavatore. Vabbè. Non vedi. Fili in culo sto mangiando. Ok. E dal basso non c'è il ponte perché c'era subito dopo che era per quella. Vabbè. Ascolti, allora praticamente su Tiscali il panorama mi ha girato l'email e bisogna rispondere a quella. Allarme di diga che stava succedendo perché c'erano in quel momento gli elicotteri che continuavano a girare attorno alla diga perché stavano facendo il sopralluogo per dirci in che condizioni era l'Avandiga. Quindi sicuramente l'allarme si è creato su questo, in base a queste all'elicottero e quant'altro. E cosa le hanno detto questi cos'erano? Vigili del fuoco? Chi erano? No, c'era il responsabile delle dighe e gli ingegneri sia del consorzio che dell'ENAS. E con chi si rapportava delle dighe, sindaco? No, io ero in contatto con la prefettura che era in contatto con tutti gli altri per tutta la notte.
Poi a pellone me li capo sulla linea. Scendendo sta. Un po' non là, tutto va la cosa. Ma gusta che ci scava da fondo, cazzo. Non mi piace del gusto del cappello. Questo è stato del vostro cappello. Poi lo voglio se internet telefonico, posata. Pericolo, pericolante. Ma quella blu? No, quella di De Musso che erano qua dietro. Ce n'è un altro. Lì, il container l'hai visto dall'altra parte? No, non ho visto. Cioè, non guardare. Poi c'è tutto buio da fare queste stichele. Su volta e basta per stare in mare. Lì la zona dei galtelli con la zona, danno ha fatto. E lì ancora non siamo arrivati. A Bitti eravamo, ha fatto... No, è dall'inizio di Posada. L'acqua era lì, stanotte. Non sa, ragazzi. Lo sai cos'è però, se carica... Ogni anno qua fa così. Guarda la macchina, le ruote. Vede come guarda la cascata là in basso a sinistra. arriva tutta l'acqua da via Granci, via Catte. Per forza. No, perché? A quella è l'auto. Sento problemi. No, voi con la barca pronti. Mi la barca, guarda. Guarda il secchio in quadro. Quello che vedi. Guarda la barca.
Pronto a partire. La faccio. Vai, corri. No, lascia. Guarda il pullman. Fai le foto col cellulare ora. Dai che faccio le foto col cellulare. Aspetta.
passare su? Sì. Sì? Sì. Che la volava lui. Alla 4 non ti guardare lì. Alle 4 una costruzione a chiuderla e ancora non c'era nulla perché lo fate vedere a livello compagno di lo stesso. La cascata riprende a destra. Quello là è molto difficile. Quello là è molto difficile. Quello là è molto difficile. Non dire scarpe che è arrivata l'ora. Quindi per cercare di